Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Retate antidroga a Palermo, blitz ai quartieri Sperone e Brancaccio, 26 arresti. Fiumi di stupefacente dalla Germania a Caltanissetta, in 15 in manette. Allarme legionella nel liceo Galileo Galilei di Palermo, chiusi tutti i plessi dell'istituto. Costerà 19 euro l'attraversamento del ponte sullo Stretto. I dati emergono dall'analisi costi-benefici dell'opera. Il mare restituito a Catania ha firmato il protocollo con le ferrovie che prevede l'interramento dei binari sopra gli archi della Marina entro il 2030 all'alta velocità tra Palermo, Catania e Messina. L'antimafia in piazza a Capaci, il presidente della commissione Cracolici, isolare i boss e distruggere i loro patrimoni. A secco da oltre 15 giorni, sempre più esasperati gli abitanti di Agrigento rimasti senza acqua. A Siracusa la tassa di soggiorno non sarà fissa ma il 4%, albergatori sul piede di guerra. Calcio, Cianci stende l'Avellino e lancia il Catania nell'andata dei quarti dei play-off. Sabato al Partenio i rossazzurri possono contare su 2 risultati su 3. Droga a fiumi, raffica di arresti tra Palermo, Caltanissetta, Enna e la Germania. Polizia e reparti speciali si infiltrano nei quartieri di Brancaccio e Sperone per stanare pusher e vedette. I dettagli nel servizio di Tonino De Mana. 26 arresti a Palermo, 15 nel Nisseno. Polizia e carabinieri assestano un altro duro colpo alle organizzazioni criminali che smerciano droga, spesso proveniente dal Sud America. Squadra mobile SCO, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia diretta dal procuratore Maurizio De Lucia, si sono infiltrati nei fortini della droga a Sperone e Brancaccio, eseguendo 26 ordinanze, 21 in carcere, 5 ai domiciliari, nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. Sarebbero stati accertati anche gli interessi di Cosa Nostra sulla distribuzione dei guadagni provenienti dall'attività illecita. Numerose le perquisizioni effettuate che hanno permesso di individuare pusher e vedette. E 15 persone sono state arrestate nell'operazione denominata Albana, che ha visto impegnati i carabinieri di Enna, Caltanissetta, Catania e Brescia. Secondo la ricostruzione dell'accusa, la droga arrivava dalla Germania a Barrafranca tramite emigranti ennesi che vivono all'estero. Nell'ambito dell'inchiesta, la DDA di Caltanissetta ha disposto perquisizioni anche a Colonia grazie alla cooperazione internazionale sotto l'egida dell'Europol. 3 anni prima, a Monaco di Baviera, il figlio di uno degli attuali indagati era stato trovato in possesso di 300 grammi di cocaina. Dalle intercettazioni sarebbe emerso uno stretto collegamento con altri elementi di spicco legati alla criminalità organizzata di Ognina e Picanello a Catania. La Procura di Milano ha smantellato una rete criminale guidata dal boss della mafia turca Baris Boy, uno degli uomini più ricercati da Ankara. 18 gli arresti in tutta Italia, eseguiti anche dalla squadra mobile di Catania. Boyun, da un'abitazione di Crotone, dove si trovava i domiciliari, continuava a dirigere e coordinare la sua organizzazione che agiva in tutta Europa e progettava persino attentati nel suo paese. Avrebbero finto di avere la concessione dell'area demaniale dove è stato realizzato l'aeroporto militare di Sigonella allo scopo di intascare i contributi europei per l'agricoltura. Sono 5 gli indagati per la truffa all'UE che ha portato al sequestro di oltre 400.000 euro. Una ditta catanese, dopo essersi aggiudicata la gara per la falciatura dei campi, ha richiesto i contributi europei sostenendo falsamente di essere in possesso anche dei terreni. Andiamo adesso a Palermo, allarme legionella, chiusi i 3 plessi del liceo scientifico Galilei. Con una circolare la dirigente scolastica ha avvisato sulla presenza del batterio nelle condotte idriche. Marche Gullà. Il liceo, come vediamo, è chiuso da ieri. Siamo al liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo e da ieri questa scuola è chiusa. La dirigente scolastica ha avvertito con una circolare della presenza di tracce di legionella nelle condotte idriche della sede centrale di via Danimarca e nei plessi distaccati di via delle Ferrovie e viale Strasburgo. Porte chiuse quindi e nessun alunno presente. L'allarme ha ovviamente messo in apprensione studenti e professori. La legionella è un bacillo che provoca una malattia che si trasmette per via aerea chiamata legionellosi, che colpisce prevalentemente il sistema respiratorio con forme anche acute
di polmonite. Può anche causare la morte. Considerato che è necessario effettuare i trattamenti sanitari previsti al fine di consentire l'uso dell'acqua nei plessi, è stata disposta, si legge nella circolare, quale misura precauzionale e compensativa, l'immediata sospensione dell'attività didattica. Probabile che la scuola riapra la prossima settimana. Nei giorni scorsi, per lo stesso motivo, erano stati chiusi al pubblico gli uffici del comando della Polizia Municipale di via Ugo La Malfa, non distante dai 3 plessi scolastici del Galilei. Dopo un intervento sugli impianti idrici, il comando aveva ripreso le attività ordinarie. A Messina ha presentata la relazione aggiornata sui costi-benefici del ponte sullo Stretto. Si è parlato anche di tempi, ma anche dei possibili costi dell'attraversamento. Francesco Triolo. Risparmi in termini di mobilità e in termini economici. Il rapporto costi-benefici del progetto del ponte sullo Stretto è stato sviscerato in maniera analitico da 2 esperti che hanno analizzato per conto della Stretto di Messina, nell'ambito dell'aggiornamento del progetto definitivo, lo studio sul traffico e appunto l'analisi costi-benefici dell'opera. Il professore Agostino Nuzzolo, docente dell'Università di Tor Vergata, e il professore Roberto Zucchetti, docente in economia dei trasporti alla Bocconi, si sono soffermati sui flussi con e senza il ponte, evidenziando come il traghettamento nello stretto sia passato negli ultimi 10 anni dal 22,9% al 31,9% a scapito della ferrovia, che perde 8 punti. Dato simile per le merci, con un più 24,2%. Oggi serve, tutto compreso, una media di 2 ore per i passeggeri, 3 per le merci, per attraversare lo stretto. Nel 2032 si potrebbe scendere ad 1 ora e 50 minuti, ma con il ponte il tempo scenderebbe a 15 minuti. 2 grandi benefici. Uno, si risparmia tempo. Risparmiano tempo le persone, risparmiano tempo le merci, e questo è un vantaggio economico, perché questo tempo è denaro, si dice, no? Specialmente per le merci. E poi ci sono benefici ambientali importanti. Perché? Perché grazie al ponte noi trasferiamo una parte del traffico dalla strada, dai traghetti, dall'aereo alla strada e alla ferrovia. Ipotizzate anche le cifre del pedaggio stradale, con 19 euro per tratta in giornata, costo simile a quello del traghetto. L'aereo comunque resterà il principale mezzo di trasporto per i siciliani, il 46% partendo dal 57% attuale, ma il treno balzerebbe con il ponte dall'attuale 3% al 27% della quota mercato. Senza il ponte salirebbe solo al 4%. Il mare a Catania sarà restituito alla città con l'interramento di lunghi tratti della ferrovia, partendo proprio dai binari sopra gli archi della Marina. Oggi a Catania la firma di un protocollo con i vertici delle ferrovie. Adelaide Barbagallo. Sugli archi della Marina a Catania passano i treni, ma non sarà più così. Più volte annunciato, diventerà realtà l'interramento dei binari per restituire il fronte mare alla città. Sarà il primo dei progetti che verranno realizzati. A Palazzo degli Elefanti, nero su bianco, la firma di un'intesa tra amministrazione, FS e Rete Ferroviaria Italiana per una serie di interventi con Catania, che diventa nodo principale dell'alta velocità per quanto riguarda i collegamenti ferroviari con Palermo e Messina. Progetti che ci fanno immaginare la città che sarà. Non solo l'interramento della tratta Quicella-Bicocca, utile anche per raggiungere l'aeroporto. In piazza Alcalà ci sarà la fermata Duomo, proprio in centro città. In piazza Europa verranno dismessi il deposito e le ex officine ferroviarie per progetti di rigenerazione urbana. Tutta quanta l'area a ridosso di piazza Europa, voi immaginate cosa significherà privare tutta quell'area dei binari e pertanto restituirla alla città. Immaginerei un bel parco urbano che va a degradare sul Caito. Nello stesso tempo quelle aree preesistenti potrebbero anche diventare aree da valorizzare in chiave turistica attraverso poi un'intesa che dovrà essere trovata con il comune di Catania. Previsto anche l'interramento della stazione di Catania Centrale. L'alta velocità tra Palermo, Catania e Messina favorirà anche il trasporto delle merci che potranno viaggiare in treno. Abbiamo alcune opere finanziate, altre dovranno essere finanziate insieme al comune, alle regioni e al governo. Lavoreremo perché questo accada. Opere di lungo respiro con fine dei lavori previsto per il 2030. Lentini spara al rivale e posta sui social un video dove si autocelebra, ma il narcisismo lo ha tradito. I carabinieri hanno arrestato lui e un altro giovane. Ad aprile scorso avevano affiancato un 22enne in auto sparandogli contro diversi colpi di pistola e ferendolo al fianco. L'agguato forse per antichi rancori. La seduta dell'antimafia in piazza a Capaci. Il presidente Cracolici: isolare i boss e distruggere il loro consenso. Marco Gullà.
Una seduta straordinaria della Commissione Antimafia all'Ars in piazza, aperta alla cittadinanza per rilanciare un impegno corale e il senso dell'incontro organizzato a Capaci dal presidente Antonello Cracolici 32 anni dopo la strage dove furono uccisi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Un momento di memoria e non solo. Una memoria attiva, una memoria che si fa quotidianità, che vede nei comuni l'avamposto della frontiera di legalità. La battaglia che abbiamo davanti è una battaglia di isolare i mafiosi sul piano reputazionale. La mafia è ancora forte, la mafia è potente sul piano dei traffici illeciti, a partire da quello della droga. A questa seduta straordinaria hanno partecipato anche le presidenti della Commissione Antimafia del Consiglio regionale della Campania e della Lombardia. Era molto importante essere qui, prima di tutto per essere vicini ai luoghi degli attentati, ma anche per essere uniti in una battaglia che deve unirci tutti, da nord a sud. La Campania è presente perché vuole testimoniare quanto anche come Presidente della Commissione Anticamorra stiamo facendo nel solco della legalità in Regione Campania, una presidenza, una commissione operativa che contrasta la criminalità, che studia il fenomeno e che mette in campo strategie creando le giuste sinergie istituzionali. Ad Agrigento, esasperati dalla crisi idrica, un centinaio di cittadini ha manifestato in piazza e tenuto un sit-in davanti al municipio. Davide Sardo. Da quanti giorni manca l'acqua a casa sua? A casa mia personalmente manca da 12 giorni. Già è da più di 10 giorni che non arriva acqua nelle nostre case. Noi siamo disperati, siamo tutti disperati, siamo tutti un'unica voce, vogliamo l'acqua a casa. 20 giorni che non viene l'acqua, 15 giorni che non viene l'acqua. Ora tra cui ci sarà pure San Leone e ci sarà chi si deve andare a riempire le piscine a San Leone. E noi l'acqua invece di ogni 15 giorni verrà ogni 30 giorni. Ma come possiamo fare così? Agrigento è una città in fermento, la crisi idrica attanaglia ed esaspera. I cittadini sfogano la loro rabbia nell'unico modo concepibile, gridando in piazza nel centro storico, nella cosiddetta Bibirria, dall'arabo Porta dei Venti, da dove è soffiato violento il vento di protesta che poi si è esteso fin davanti al municipio, nella piazza che ospita un busto di Pirandello e che allo scrittore è intitolata. Chissà cosa avrebbe scritto Pirandello nell'Agrigento di oggi, che piange la sete e che disperde nella rete idrica Colabrodo il 50% dell'acqua diretta ai cittadini. Nel nostro quartiere, per esempio in Via Geni, già è da 8 giorni che manca l'acqua. Lo scorso turno l'erogazione aveva una pressione veramente bassa, per cui non è arrivato né ai piani bassi né ai piani alti. La gente è esasperata. Una volta alla settimana, un'ora e un quarto. I miracoli una va a fare. No a moltiplicazione dei pani, a moltiplicazione dell'acqua. Non è possibile vivere così. E da stamattina 4 volte che vado a riempire l'acqua a Bonnamuruni e sono stanca, esausta, con 4 figli e non ce la faccio più. Assente il sindaco Franco Miciche, ad incontrare i cittadini è stato il suo vice Aurelio Tropia, che ha promesso dei rimedi a breve contro la carenza idrica. I manifestanti sono stanchi di parole e tante parole, esigono concretezza. E adesso andiamo a Siracusa, dove cambiano le modalità per calcolare la tassa di soggiorno. Da giugno sarà il 4%, è una follia, dicono gli albergatori. Tante polemiche e sta ricevendo tantissime chiamate dagli albergatori. Ma non soltanto dagli albergatori, sono soprattutto i tour operator, i grossisti, le agenzie di viaggio che non riescono a capire come trasmettere la comunicazione di come far pagare i turisti. Gli albergatori non ci stanno. Il comune di Siracusa cambia le modalità di calcolo della tassa di soggiorno. Non più un importo fisso, ma va calcolato il 4% del costo del pernottamento, IVA esclusa. Noi non abbiamo gli strumenti per poterla gestire, quindi mi immagino
i vari check-out, quanta confusione e quanto tempo possiamo perdere. Un sistema di tassazione a percentuale che in Italia ad oggi ha soltanto Bergamo. Non si fa differenza tra B&B e hotel di lusso. Il 4% vale per tutti. In un B&B, nel momento in cui pratica una tariffa a 140 euro, pagherà 5 euro, tanto quanto paga in un albergo a 5 stelle. La novità partirà dal 1 giugno, ma gli albergatori chiedono al comune di fare un passo indietro. È un sistema che crea molta confusione, dicono. Ci sarà una suddivisione quindi del prezzo della camera, incluso il breakfast, la colazione, al netto dell'IVA. E su questo va diviso per i componenti della camera, e su ogni componente va applicato il 4%. E poi ci sono i dubbi di noi albergatori sulla vera utilità della tassa di soggiorno. Ci sono dei capitoli impropri che non hanno niente a che fare con il turista che soggiorna a Siracusa. Cosa pensano i catanesi del redditometro ripristinato dal governo per sanare gli evasori con case, cavalli e auto di lusso? Gliel'ha chiesto Desiree Ferlito. Come l'ha comprata questa moto? Io sono un imprenditore. Un imprenditore, quindi tutto dichiarato? Tutto dichiarato, sì, sono il titolare di un'azienda. Dalle spese per l'auto a quelle per la casa, dal costo delle utenze a quelle per il possesso di barche, moto o accessori di lusso. Il fisco italiano ha deciso di tornare a indagare le capacità di spesa dei contribuenti per risalire ai loro redditi. Ma guardi, oggi siamo sotto la lente del Grande Fratello in tutto, quindi questo ci mancava. Forse era quella che meno speravamo che arrivasse. È arrivata, dobbiamo affrontarla. Sarà infatti possibile un nuovo utilizzo del redditometro, strumento sospeso nel 2018 che serve a verificare se le spese di una persona sono in linea con il suo reddito dichiarato. Una persona può camminare come anche con una Ferrari. Che senso ha il fisco o non fisco? Ma loro li controllano? Ai capi li controllano? No. In Sicilia e in Italia il redditometro lascia oggi il tempo che trova, perché sappiamo benissimo che qualora ci sono delle famiglie che vogliano bypassare quelli che sono i controlli delle istituzioni, trovano il modo. Se l'incongruenza tra quanto dichiarato e quanto accertato dal fisco è di almeno un quinto, il contribuente dovrà giustificare la propria posizione in un contraddittorio. Il fisco non deve indagare perché in uno Stato democratico e civile, va bene, gli italiani pagano le tasse normalmente ed è tutto tracciato. Che motivo c'è di andare a indagare? Il decreto proposto dal vice ministro all'economia Maurizio Leo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio divide anche la maggioranza, contrari Lega e Fratelli d'Italia. Mai nessun grande fratello fiscale sarà introdotto da questo governo, serve solo a tutelare i contribuenti, ribadisce il premier Meloni, ma non tutti sembrano preoccuparsene. Non me ne frega niente. Non gliene frega niente, ma favorevole o contrario? Non me ne frega niente. Vabbè, non gliene frega niente. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Dal carcere in Libia e poi in barcone per Lampedusa fino a Palermo, diventata la sua casa. La storia a lieto fine di un nigeriano oggi affermato musicista. Non siamo pesci dentro il mare, non siamo pesci, ma siamo umani. Non siamo pesci nel mare, ma siamo umani, destinati a vivere sulla terra in un disegno di amore universale. Parole e musica di Christopher Goje, in arte Chris Obey, 26 anni, nigeriano, arrivato 5 anni fa in Italia su un barcone a 21 anni, con un carico di sofferenza, ma anche di sogni. E il suo sogno più grande è la musica. Sono arrivato in Italia dove ho imparato come si suona la chitarra su YouTube. 6 mesi quando ero in comunità, da lì ho imparato grande onore conoscere anche Rosa Balistreri. Ai 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 ai, moro 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 moro, sale del lume cauri, l'amore mio sei tu. Chris però non dimentica la prigione in Libia e dopo anni fa fatica a raccontare i dettagli dolorosi. Io sono stato in carcere senza sapere perché. E questo secondo me penso che è una cosa più brutta. Solo aspettare lì, vedi le persone che sparano le persone, picchiano le persone.
Chris affida alle canzoni la sua storia e anche il suo futuro e crede che raccontare le ferite del corpo e dell'anima aiuti nel progetto di inclusione. È importantissimo raccontare, perché anche io ho preso proprio la forza grazie alla musica di raccontare proprio tutto. Per me penso che condivisione fa parte di tutto. Si sente un uomo libero, Chris, e con l'abilità di chi sa trasporre in immagini le emozioni, il suo concetto di libertà è questo. La libertà per me è sveglio la mattina, respiro l'aria e io faccio le cose che fa bene alle persone. Simbi Yahweh, Simbi Yena, Simbi Yahweh, Mamma Africa. Una scuola di Catania, l'Istituto di Guardo Quasimodo di San Giovanni Galermo, è stata premiata a Roma come modello di scuola sostenibile. Adelaide Barbagallo. C'è un modo sostenibile di fare scuola, lo sanno bene insegnanti e alunni dell'Istituto di Guardo Quasimodo di San Giovanni Galermo a Catania, premiati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile al concorso Facciamo 17 Gol, la scuola e l'agenda ONU 2030. Conquistato grazie alla sinergia e alla collaborazione di tutto il personale scolastico con gli studenti e anche con le famiglie, un lavoro di gruppo che va avanti da diversi anni perché i docenti lavorano da sempre per cercare di formare il cittadino di domani. Partendo dalla mission dell'istituto, crescere insieme guardando al futuro, hanno realizzato un video sul loro modo di fare scuola. Equità, inclusione, pace. Coltiviamo il piacere di leggere e di scrivere. I nostri ambienti di apprendimento, flessibili, innovativi e partecipativi. E accanto alla didattica e al lavoro concreto disciplinare mette assieme anche il lavoro sulla formazione del ragazzo, quindi sì matematica, italiano, storia, inglese e tutte le altre discipline, ma anche il lavoro sulla parità di genere, sulla digitalizzazione, sull'inclusione e anche sulla tradizione siciliana. L'istituto nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania rappresenta una delle poche alternative alla strada e dallo scorso dicembre è anche ambasciata di pace, unica scuola in Italia. Tutti uniti dunque nel promuovere valori di equità, inclusione e pace. Allarme crack in tutta la Sicilia, oggi occhi puntati su Trapani, nella sua provincia, dove i casi sono in aumento. Ospiti di Roberta Lunghi nel nostro spazio di approfondimento, Filippo Caraci, farmacologo dell'Università di Catania, Laura Spanò, giornalista, e Gianni Di Malta, responsabile della comunità di recupero Samir di Erice. L'appuntamento come sempre è alle 14.30 su Telecolor, potete intervenire con un messaggio al 342 745 5005. La trasmissione è anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Ci fermiamo ancora e poi torniamo con la pagina sportiva. Ed eccoci al calcio, il gol di Cianci lancia il Catania nell'andata dei quarti dei play-off con l'Avellino. Marco Carli. Il Catania ci crede dopo la partita di andata con l'Avellino. Zeoli l'ha chiamato sogno. La vittoria contro gli Irpini ha dato linfa alla speranza, perché i favoriti per il passaggio del turno erano i campani e magari con qualche segno percentuale in meno lo sono anche dopo il successo rossazzurro del Massimino. Ma adesso hanno anche il peso psicologico. Al Partenio devono vincere e non è dato da poco, mentre i tifosi del Catania possono crederci, come tutta la squadra. Non sembra, però sono contento perché dare queste risposte alla nostra gente, farle sognare per altri 4 giorni per me è importante, ce n'è bisogno. Quando una squadra va oltre e mette il cuore, va oltre difficoltà. Il merito va a tutto il gruppo, all'avvio giocato con convinzione contro la squadra che è arrivata seconda al termine della stagione regolare. All'aver trovato, quando la partita sembrava incanalata sullo 0-0, lo spunto vincente, con l'uomo del momento, Pietro Cianci, 5 gol nelle ultime 6 partite della stagione regolare e prima rete importantissima nei playoff, aggancio, tiro di sinistro e palla nell'angolo. Tutto semplice all'apparenza, ma che appunto appare facile quando il periodo è positivo. A questo si aggrappa fortemente il Catania, avere un bomber che funziona è determinante, così come una difesa solida.
il cui uomo simbolo al momento è Quaini, irreprensibile anche contro Patierno e compagni. A centrocampo serve il guizzo in più in fase di costruzione, ma c'è anche gente come Welbeck che fa da frangiflutti e comunque riesce ad innescare Cianci nell'azione dell'1-0. Adesso testa al Partenio. Sarà gara da episodi, magari non come al Massimino quando il VAR è diventato protagonista dopo un minuto cancellando l'espulsione di Cancellotti. Certamente sabato sarà una gara tesa e vibrante, ma adesso il Catania ha messo pressione all'Avellino, quello che serviva. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso il nostro spazio di approfondimento dedicato all'allarme crack. Grazie e a tutti un buon pomeriggio.